abbiamo presentato un paio di progetti di legge che vanno a intervenire sia in ambito nazionale, quindi per una uniformità del sistema previdenziale dei consigli regionali in maniera uniforme, e poi abbiamo toccato tutto il sistema di vitalizi. Cercheremo di mettere mano anche ai vitalizi pregressi, perché altrimenti il sistema contabile della stessa regione non può reggere molto a lungo, e ovviamente era anche nel nostro programma elettorale la riduzione dei compensi dei consiglieri regionali e l'eliminazione dell'assegno di fine mandato. Una proposta semplicissima è quella di equiparare il trattamento dei consiglieri regionali a quello del sindaco della città capoluogo di regione. Per il Veneto è Venezia, e quindi è un criterio molto semplice, trasparente, condiviso. Nessuno sostiene che i sindaci siano della casta, anzi qualcuno dice che a volte per le responsabilità che hanno percepiscono anche troppo poco. Non è previsto il vitalizio per i sindaci e quindi non è previsto per i consiglieri regionali. Abolizione totale dei vitalizi, 13 milioni di euro ogni anno che noi vogliamo che vengano tolti alla politica, e questo odioso privilegio, questi soldi vengano dati a chi ne ha più bisogno, ai cittadini che ne hanno bisogno. Inoltre chiediamo che vengano abbassate le indennità, noi ce le siamo tagliate quasi del 60%, perché dobbiamo dare un segnale forte di vicinanza della politica ai cittadini. Basta coi privilegi, basta con questa casta, dobbiamo tornare alla normalità. Questa volta veramente una sfida tra quelli che vorranno fare cose vere per i veneti, quindi abolizione del vitalizio. Basta fare una legge di una riga. Riduzione dell'indennità, facciamo lo stipendio come sindaco di Venezia, è già molto. Se invece faremo una legge che manda a Roma la decisione futura o che la manda al referendum, sapremo chi fa questa legge, sapremo che è la solita finzione, sapremo che saranno bei titoli sui giornali, ma i cittadini veneti continueranno a pagarci tanto e a darci pensioni alte.